Opera strategica anche in previsione della realizzazione del sottopasso di via Cacciatori, un'opera che ovviamente ha stressato un po' questo quadrante di città, perché quando tu vai a realizzare un ponte di fatto interrompi la circolazione e obblighi i cittadini a compiere un giro molto più grande semplicemente per attraversare il Sile. Quindi il primo ringraziamento va a loro per la pazienza, ma anche per aver capito l'importanza di questo intervento. Ringrazio l'impresa, tutte le maestranze che hanno lavorato, che ci hanno consentito di finire 3 settimane prima rispetto al contratto, e quindi sono state realizzate le fognature, il nuovo acquedotto, la nuova linea del gas, quindi è un ponte che vede il rifacimento completo anche di tutti i sottoservizi. Grande soddisfazione, perché c'è stata anche una sinergia istituzionale importante con la Regione Veneto, che ha messo un contributo fondamentale, e con RFI, quindi abbiamo saputo dialogare e portare a termine un progetto davvero strategico per il futuro della città. Ultimo ringraziamento va anche a quei cittadini che hanno messo a disposizione alcune fette dei loro giardini per riuscire a completare un'opera che oggi è anche provvista dei passaggi ciclopedonali, che consentono quindi il passaggio in totale sicurezza di ciclisti e pedoni.